difenderci, è duopo difendersi, è una legittima resistenza a questa cosa. Ora, l'unione dei comitati è fondamentale su questa cosa, perché una comunità non può essere chiusa, relegata in se stessa e aggredita da un sistema capitalista, un sistema finanziario che ci sta uccidendo, al quale non basta più solo togliere il massimo della vita agli esseri umani, facendoli lavorare notte e giorno, pagandoli sempre meno, ma vuole addirittura avvelenare, torturare, massacrare, ora anche trivellare il nostro territorio in nome di un profitto continuo, senza logica, assurdo. Allora, questo dobbiamo dire no, e noi lo faremo in tutti i modi, in tutte le sedi, quindi ci sarà un'unione, verranno presi degli avvocati, dei commercialisti, verrà affrontato sotto tutti i punti di vista questa cosa, verranno bloccati queste situazioni, perché l'impianto di Castagnaro è un impianto che è stato cacciato dappertutto, nessuno lo vuole, ora lo propongono nella Bassa Veronese, in una terra che vive di prodotti agricoli, che vive di certi valori, che vive di un rispetto della terra. È questo che dobbiamo dire. L'altro giorno è stato fatto un grosso dibattito con due esperti a Castagnaro. C'erano centinaia di persone che volevano dire no. Oggi siamo qui, davanti a questi cancelli, davanti a questa municipalizzata, che fattura miliardi. E non vogliamo che ci uccidano i nostri figli, perché alla fine pagheranno generazioni questa cosa. Questo sia chiaro. Cioè, siamo pochi ma ci ribelleremo, siamo pochi ma siamo leoni, questa è la cosa.